Il comune di Padova iscrive all'anagrafe un richiedente asilo in attesa dello status di rifugiato, violando il decreto Salvini, la decisione del sindaco Sergio Giordani che dice voglio evitare ricorsi. Ennesima rissa tra stranieri in zona Borgomagno a Padova, i residenti esasperati filmano la zuffa in strada, chiedono aiuto. Vasto incendio ieri sera a Cassola, in un'azienda di lavorazione legname, massiccio spiegamento di forze dell'ordine pompieri al lavoro per ore per domare il rogo. Autonomia oggi il faccia a faccia tra il ministro Erika Stefano e il titolare del Dicastero della Sanità Giulia Grillo, tra le più critiche con la riforma, domani il vertice con il Premier Conte. Bimba di 10 anni contrae il tetano nel Veronese, non era vaccinata, la piccola in terapia intensiva in condizioni gravi ma stabili. Tragica rissa di Cison, parlano per la prima volta i due fratelli, prima accusati di aver causato la morte di Alessandro Sartori e poi scagionati dall'autopsia. Sport basket, la Reyer vince gara 5 al Taglierce da un passo dallo scudetto che potrebbe arrivare domani in Sardegna. Intanto ieri sera a Treviso la grande festa in piazza dei tifosi per abbracciare la squadra tornata in Serie A. Il consumo di suolo che divora il paesaggio, a Bassano maxi insediamenti commerciali e industriali arrivano a nascondere o rovinare l'immagine del Monte Grappa. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. In apertura dunque la notizia che fa discutere in queste ore che viene da Padova, dove il Comune ha iscritto all'anagrafe cittadina un richiedente asilo in attesa di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, violando di fatto quanto previsto dal decreto Salvini. La notizia appunto è arrivata dallo stesso primo cittadino Sergio Giordani che appunto guida la giunta e ha spiegato Giordani in queste ore di aver preso la decisione, la prima del genere in Veneto, per tutelare il comune rispetto a eventuali ripercussioni giudiziarie come è accaduto a Bologna e Firenze, dove i tribunali, spiega Giordani, hanno accolto i ricorsi di alcuni richiedenti asilo che si erano visti respingere la richiesta di iscrizione anagrafica, ma è indubbio appunto che questa decisione sta creando un dibattito politico molto forte, anche perché appunto di fatto va a violare il decreto Salvini. Vi aggiorneremo ovviamente su tutto quanto si sta discutendo a Padova in merito a questa vicenda. Intanto sulla gestione dei migranti proprio a Padova arriva la richiesta di rinvio a giudizio per 7 persone nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei migranti e delle cooperative. 2 viceprefetti, una funzionaria della prefettura e tutti e 3 i vertici di Edeco Officine andranno a processo per la gestione dei profughi che furono accolti per un lungo periodo nella base di Bagnoli di Sopra nell'ex caserma Prandina di Padova tra il 2015 e il 2017. Il giudice Claudio Marassi ha rinviato a giudizio l'ex prefetto vicario Pasquale Aversa, il viceprefetto Alessandro Sallusto, la funzionaria Tiziana Quintario e per la cooperativa Simone Borile, Sara Felpati e Gaetano Battocchio. Tutti sono accusati a vario titolo in concorso e con aggravanti dei reati di turbativa, libertà degli incanti, frode delle forniture pubbliche, truffa, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, induzione indebita, rivelazione di segreto d'ufficio e falso. Secondo l'accusa ci sarebbe stato un rapporto privilegiato tra prefettura e la Coop, ribattezzata Piglia Tutto proprio per la sua capacità di vincere tutti i bandi di gara dedicati alla gestione dei migranti. La funzionaria Quintario, che in prefettura gestiva i bandi di gara e i contratti, avrebbe fornito informazioni privilegiate Officina durante i bandi stessi. Al viceprefetto Aversa invece è contestata la frode in forniture pubbliche, permettendo alla Coop di non adempiere adeguatamente agli obblighi assunti nell'accoglienza sia a Bagnoli che alla Prandina. Ed Officina avrebbe così utilizzato meno personale e acquistato materiale di scarsa qualità per risparmiare nei costi, ottenendo così ricavi maggiori. Contestate anche le soffiate telefoniche in cui si avvertiva per tempo di ispezioni da parte di politici che spesso facevano visita alla base di Bagnoli nei mesi dell'emergenza, in modo tale che la cooperativa così potesse sistemare velocemente le cose. Nel fascicolo della procura anche la falsificazione della documentazione per accedere al bando SPRAR del comune di Due Carrare. Tra il 2015 e il 2017 furono molte le proteste dei migranti che sostenevano di non ricevere cibo e assistenza sanitaria sufficienti. Il processo inizierà il 14 gennaio 2020. Restiamo a Padova intanto, dove nella zona nel rione chiamato Ansa Borgomagno c'è un'ennesima, si consuma l'ennesima rissa violenta tra stranieri. Questa volta si consuma in strada, i residenti esasperati arrivano anche a filmare questa zuffa.
Ancora una rissa in strada nella zona del Borgomagno con i residenti di via Menini esasperati. La lite, avvenuta in strada, si sarebbe conclusa con il ferimento di un giovane straniero trasportato dal 118 in ospedale. I residenti denunciano la situazione difficile, con risse e regolamenti di conti frequenti tra gruppi di congolesi, nigeriani e senegalesi, spesso in lite tra loro. Chiesto l'intervento del comune per aumentare i controlli tra via Bernina, Faust e Menini. A Mestre invece, ma non è solo a Mestre il problema, resta alta anche la situazione sicurezza, la questione sicurezza per chi guida i mezzi pubblici. L'ennesimo caso di un autista ACTV aggredito, ce lo racconta Ilaria Marchiori in diretta telefonica proprio da Mestre. Ilaria. Buongiorno da Mestre, la polizia ha arrestato un tunisino 35enne che domenica pomeriggio si è reso protagonista di un episodio di aggressione a bordo di un autobus ACTV. Si è scagliato infatti contro il dipendente nei pressi di via Colombo tentando anche di rapinarlo. Qualcuno ha chiamato dunque la polizia, giunta sul posto poco dopo, e quando sono arrivati hanno visto che il 35enne era palesemente alterato. Si è tolto la maglietta, ha insultato gli agenti e poi si è addirittura avventato su uno di loro o colpendone uno al volto. Con fatica sono riusciti ad ammanettarlo, ma nel frattempo un altro agente è stato colpito nella zona cervicale. Il 35enne ha poi continuato ad essere violento anche nell'auto della polizia e negli uffici della questura, tanto che ad un certo punto i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante per cercare di farlo calmare. Intanto, visto che perdeva sangue da una mano, è stato fatto intervenire il 118 e quindi è stato portato al pronto soccorso di Venezia. Durante il tragitto però ha colpito anche una delle persone dei sanitari del 118 all'occhio e poi una volta giunto in ospedale è stato sedato. Dagli accertamenti è poi risultato che aveva un tasso alcolemico elevato e aveva anche assunto della cocaina. Al termine delle operazioni è stato dunque arrestato per tentata rapina, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, quindi trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa della direttissima che c'è poi stata lunedì, e al processo è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione nonché a 440 euro di multa, pena sospesa con conseguente scarcerazione. Inoltre divieto di dimora nella regione Veneto, tra l'altro aveva anche numerosi precedenti penali. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso nel Vicentino a Cassola e il pauroso incendio che ha aggredito la Bassano Parquet, azienda di lavorazione legname, ore di super lavoro per i vigili del fuoco ma anche per le forze dell'ordine e ovviamente anche apprensione da parte dei residenti. L'allarme scatta attorno alle 19, Bassano Parquet in via Tito Speri a Cassola al confine con Bassano, un fumo nero e denso si alza. Il surriscaldamento interno nella parte sud dei magazzini di stoccaggio all'origine del rogo, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco. Uno spiegamento di forze dell'ordine, polizia, carabinieri per bloccare il transito dei mezzi in prossimità dell'azienda. Fabio Gamba al bar proprio davanti alla fabbrica è stato il primo a dare l'allarme. Ho chiamato subito la proprietà, ho chiamato i pompieri e sono arrivati immediatamente. Tanto fumo, tanto fumo. Per fortuna l'aria tira in là, quindi non c'è nessun problema per le attività che ci sono qua. Sì, è rimasto circoscritto lì, comunque i pompieri sono riusciti a circoscriverlo da quello che ha capito. Sì, sono arrivate 4 autoclavi, 2 davanti, 2 dietro e hanno risolto alla grande. Allertato l'ARPAV per i rilievi dell'aria, in giornata nuovi controlli sui reflui, subito sul posto il sindaco di Cassola e l'assessore all'ambiente di Bassano Andrea Viero. Assessore, molta preoccupazione però. Sì, è chiaro che finché non avremo le analisi o comunque il parere dell'ARPAV, il consiglio è quello di tenere le finestre chiuse e insomma aspettare notizie positive. Pare che insomma la situazione sia comunque gestita bene e contenuta. Ecco, viene lanciato un appello almeno ai residenti di tenere finestre chiuse. Sì, fortunatamente mi pare che non ci sia, sì, poche, sì. Il giorno dopo si fa la conta dei danni.
Impressionanti queste immagini. Adesso la vicenda di cui si discute molto, una bimba di 10 anni residente nel Veronese che è ricoverata tuttora in condizioni stabili ma sempre critiche in terapia intensiva nell'ospedale di Borgo Trento dopo aver contratto il tetano. Secondo quanto si è appreso, la bimba avrebbe contratto l'infezione tetanica dopo essere caduta ferendosi a un ginocchio e secondo quanto si è appreso la piccola non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. L'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona si è limitata a confermare il ricovero, appunto, precisando che la prognosi è riservata e che la piccola si trova appunto nella rianimazione pediatrica e appunto resta in condizioni stazionarie ma sempre molto serie. Dalla cronaca alla politica adesso per parlare di autonomia, il percorso accidentato dell'autonomia con questo freno a mano tirato ormai da troppo tempo. Oggi un importante incontro, quello del ministro Erika Stefani con la titolare del Dicastero della Sanità Giulia Grillo, che peraltro è una, se non la più diciamo contraria, la più critica rispetto alla riforma in alcuni suoi punti. Domani invece il incontro con il Premier Giuseppe Conte. Ci fa il punto della situazione la nostra Gabriella Basso al telefono. Gabriella, com'è la situazione? Buongiorno da Vicenza. Autonomia ancora una priorità col freno a mano tirato. L'estate bussa alle porte la ministra vicentina agli affari regionali Erika Stefani, che da mesi si scontra con il muro di gomma dei 5 Stelle, oggi conta di dare un'accelerata. In giornata infatti, dopo diversi tira e molla, incontrerà la collega più ostile all'autonomia, la ministra alla sanità Giulia Grillo, che ha sempre dichiarato: non permetterò mai che siano superati i meccanismi solidaristici né che si accresca il divario tra nord e sud. Stefani, stanca di aspettare, ricorda che le bozze d'intesa con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sono pronte dal 14 febbraio. Smussare gli angoli dei 5 Stelle, mentre quasi certamente il tema autonomia non sarà nell'agenda del Consiglio dei Ministri previsto in giornata, visto il tema forte saranno le problematiche con l'Europa. Intanto si avvicina la data del 21 giugno indicata dallo stesso vice premier Salvini come l'ennesimo termine per il primo via libera alle intese. Un nodo che il ministro Stefani forse conta di sciogliere domani incontrando il premier Conte, ricordandogli che era stato proprio lui a farsi garante della buona riuscita del percorso dell'autonomia. Ed oggi, ad europee passate, con i rapporti di forza ribaltati, la ministra Stefani è ripartita al lancio in resta per portare a casa l'autonomia voluta dal governatore Zaia, dallo stesso Salvini e dai veneti. Da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Gabriella Basso. Date che si incrociano, 21 giugno era quella data, insomma, almeno stimata da Salvini, l'estate, l'inizio dell'estate, e poi c'è il 24 di giugno, invece lunedì prossimo, ed è una data fondamentale perché a Losanna ci sarà la decisione sulla candidatura, su quale sarà la candidatura scelta dal Comitato Olimpico Internazionale per ospitare i Giochi Invernali del 2026, da una parte Cortina Milano, dall'altra parte Stoccolma. Sappiamo quali sono le ampie chance di Cortina Milano, però la decisione ovviamente deve essere attesa il 24. E proprio il 24 di giugno, lunedì prossimo, ci sarà a Losanna non solo ovviamente il governatore Zaia, il governatore Lombardo Fontana e i sindaci di Milano, Sala e di Cortina Ghedina e ovviamente il presidente del CONI Malagò. Ci sarà anche il Premier Giuseppe Conte, sarà a Losanna lunedì in occasione della votazione del CIO, lo ha preso l'ANSA da fonti proprio del Comitato Olimpico Internazionale. Intanto sul fronte del rapporto Veneto-Governo, o meglio in questo caso Venezia-Governo, resta sempre molto alta la tensione tra Venezia e il ministro Toninelli, il Ministero dei Trasporti, sulla questione grandi navi. Peraltro il ministro Toninelli sarà venerdì in Veneto perché dovrebbe presiedere alla riapertura del ponte della Priula nella Marca trevigiana, ma dicevamo ci sarà c'è il contrasto fortissimo tra Ministero dei Trasporti e Comune di Venezia, e un sindaco di Brugnaro, adesso in queste ore impegnato nell'apertura ufficiale del Salone Nautico, critico anche con la politica economica del governo. Tra l'UNESCO diremo probabilmente di metterci come sito a rischio, perché del governo non ci fidiamo più, non ci fidiamo di questo ministro. Io non mi sento più di metterci la faccia con un'agenzia così importante come l'UNESCO,
e per cui la risposta che io darò all'UNESCO sarà un discorso che faremo anche in Consiglio Comunale. Chiama in causa anche l'UNESCO il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la cui divergenza di vedute col ministro Toninelli in ambito grandi navi è oramai più profonda dei canali che dovrebbero solcarle, peraltro tutti da scavare qualunque ipotesi prevalga. Toninelli, affonda Brugnaro, non ascolta né il territorio né gli altri enti. Ha ragione il ministro Del Rio, ha ragione Zaia, ormai lo stiamo dicendo tutti ed è trasversale, credo che sia un ministro che sia inadeguato, un ministro, non tutto il governo, io dico un ministro forse va cambiato, però il ministro può sempre cambiare idea, magari comincia ad ascoltare i territori, la gente, che non ha nessun problema di natura propagandistica. Ministro, se vuole, silenziosamente, faccia come crede, io sono il primo ad applaudirla se lei ascolta le ragioni della città, però sulle ragioni della città noi non transiamo. Ma in realtà non c'è solo il ministro delle infrastrutture nel mirino del sindaco, che è d'accordo con l'invito del presidente della Confindustria di Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, che all'assemblea ordinaria degli industriali ha invitato a scegliere un giorno e un'ora in cui osservare un minuto di silenzio nelle aziende contro le politiche economiche del governo. Questo è quello che stiamo vedendo e noi dobbiamo denunciarlo, poi purtroppo i danni saranno più gravi quando questi non ci saranno più, perché è quasi scontato che non ci saranno più. Purtroppo sappiate che rischiamo di scontare per anni le scelte sbagliate di oggi. Io ho visto l'altro giorno, a me è sembrato che il primo ministro sia stato snobbato a Parigi, è grave, pagheremo caro alleanze sbagliate in momenti poi delicati, cioè si fa presto a fare gli articoli sui giornali o fare io voglio avere fiducia, eccetera. Ma poi quando vai al dunque l'articolo quinto non smentisce mai, chi ha vinto? Prima della pubblicità una notizia di cronaca appena giunta, si parla di un tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Abano Terme, siamo nel Padovano, hanno arrestato infatti in queste ore per tentato omicidio un 46enne di Pernumia e un 69enne di Padova. L'altra notte i due hanno aggredito a badilate un 38enne di Monselice, familiare acquisito di uno dei due. La vittima si trovò in ospedale con costole fratturate e gravi colpi alla testa. Secondo quanto appurato, l'aggressione sarebbe scaturita a causa delle vecchie tensioni tra il ferito e uno dei due aggressori. Quindi due persone arrestate per tentato omicidio a Padova in queste ore. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, ancora la cronaca, torniamo a parlare della tragedia di Cison di Valmarino, lo ricorderete, quella zuffa nella quale perse la vita il 46enne Alessandro Sartor, una vicenda per la quale furono accusati e anche incarcerati per qualche giorno due fratelli, poi scagionati dall'autopsia che rivelò come l'uomo non era morto per le conseguenze di questa zuffa, ma era morto semplicemente di infarto. Ebbene, a più di 2 settimane da questa vicenda, i fratelli Stella di Fara de Soligo hanno parlato per la prima volta, anche denunciando un vero e proprio linciaggio sui social. Un lungo sfogo, una liberazione, la loro verità. I fratelli Stella hanno voluto attendere per rispetto i funerali di Alessandro Sartor, poi hanno deciso di raccontare anche il loro dramma, in carcere per 4 giorni con un'accusa pesante, poi il risultato dell'esame autoptico e la loro scarcerazione. Le prime parole rimangono quelle che hanno sempre urlato fin dal primo giorno: siamo innocenti e crediamo, dicono nella verità. Di quella sera solo poche terribili parole. Francesco è stato aggredito da un gruppetto di persone e poi, per evitare che queste persone infierissero su di lui, io ho fatto in modo che lasciasse la piazza. Sartor è caduto successivamente. Esiste un lasso temporale ed è proprio questo che le ricostruzioni dei testimoni presenti non hanno riportato, dando invece dei racconti puramente inventati. Ed è qui il punto cruciale, afferma lo stesso avvocato Riponti, testimonianze che avrebbero deviato le indagini. Ma alcune porzioni di testimonianze le conosciamo perché sono contenute nelle ordinanze cautelari, virgolettate, quindi citazioni precise, e quelle sì che sono del tutto incompatibili con l'esito dell'autopsia. E allora c'è da domandarsi, da un lato, il perché sono state fatte dichiarazioni assolutamente non fondate. Subito dopo c'è stato un vero linciaggio tramite social. Qualcuno dice, dopo la nostra liberazione, meglio così, liberi e non protetti. In ogni caso meglio liberi, così chi di dovere li farà fuori. Oltre 5.000 messaggi di insulti, offese e minacce di morte contro l'intera famiglia. Per i social noi eravamo i mostri, basta, nessun evento, neanche l'autopsia,
li ha placato questi animi. Poi l'appello al governo affinché vengano presi provvedimenti per arginare questo fenomeno, non solo. Non nego che quereleremo anche qualcuno, i peggiori di quei commenti che in parte in precedenza abbiamo letto, e il ricavato, il devoluto, proprio lo doneremo a qualche associazione che si occupa alla lotta all'hate speech o al cyberbullismo. Il loro ricordo dei 4 giorni terribili in carcere. 4 giorni infiniti, 4 giorni lunghissimi che, come dicevo prima, non auguro a nessuna persona, perché sono giorni in cui ti senti togliere qualsiasi cosa, ti senti togliere la libertà, non sai più chi sei. Poi le lacrime del papà. Perché sono 2 figli che non sono figli di papà, sono dei gran bravi figli, sono dei gran belli figli, questo è il punto. Io veramente La ricerca della verità per noi, hanno ribadito, è indispensabile. Adesso lo sport, il Veneto che sorride. Abbiamo da una parte la Reyer Venezia che ieri sera al Taliercio, in un caldissimo Taliercio, ha battuto Sassari in gara 5 delle finali scudetto, quindi si porta sul 3-2, adesso ha il match ball in mano. Domani a Sassari in trasferta potrebbe arrivare il secondo scudetto dell'era moderna, il secondo scudetto dell'era Brugnaro e De Raffaele, quindi tutti in attesa di capire quanto accadrà domani a Sassari. La Reyer ha vinto 78-65 ieri sera, grazie soprattutto a una grande prestazione di Dei, Tonute e Heinz. E poi dicevamo il Veneto che sorride perché a Treviso ieri sera c'è stata la festa ufficiale di una città che ha abbracciato il ritorno della De Longhi, dei ragazzi della De Longhi Treviso Basket, che hanno conquistato la Serie A, quasi 2000 persone in piazzale Burchiellati, voci e canti e colori di questa serata speciale. Forza Treviso! Sono emozioni indescrivibili, insomma, se non le vivi non puoi capirle. Sì, è creata la passione tra il tifoso e la città, che una volta era di Benetton, adesso la sentiamo più nostra. Sono stati anni molto sofferti, ma il risultato è questo. Litigare col sindaco di Bologna perché gli hanno ripreso con quel coro che non come fa il coro, chi non salta. Di quest'anno, con quello che avete questi 6 anni passati, è che ciascuno ha capito che non avrebbe fatto niente se anche avesse fatto una nostra pittura se non avessero vinto tutti. Noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, voi ci avete messo tutto quello che avevate e grazie a questo siamo riusciti a portare il nuovo presenza. Il popolo di Turini a festeggiare un grande successo. Com'è stata questa festa? Bellissima, finalmente li abbiamo visti. Secondo voi l'anno prossimo lo scudetto è possibile? Sì, dai. Sì. Fai un po' il coach, cosa manca? Bisogna inserire qualche altro giocatore? No. Va bene così? Mai smette di sognare. Questa è la festa di Treviso che abbiamo raccontato ieri in diretta con il nostro speciale 20 e 10, proprio per farvi assaporare insomma quello che era il clima di piazzale Burchiellati a Treviso. Adesso invece parliamo del consumo di suolo e le sue conseguenze sul territorio. A Bassano accade ad esempio che i tanti insediamenti che si moltiplicano tra commerciali e industriali arrivino addirittura a rovinare, a nascondere
il paesaggio storico del Monte Grappa. È a questo punto, dopo l'incrocio che porta a San Zeno, che ti si apre immediatamente sulla tua destra il massiccio del Grappa. Dici sto arrivando a Bassano, ma improvvisamente succede qualcosa, che la visione del Grappa sta per essere totalmente occlusa, perché qui sulla destra sta nascendo qualcosa. Le colonne di cemento sono piazzate, tra un po' arriveranno i pannelli prefabbricati, il cemento occluderà per sempre quello che i viaggiatori da Padova verso Bassano sulla Valsugana hanno visto per secoli e secoli, ovvero la visione del Grappa prima di entrare a Bassano, e Bassano a questo punto perde un suo simbolo identitario, è quello che si chiama tranquillamente la cancellazione di un paesaggio. La vicenda è paradossale, un grande centro commerciale che nasce tra le perplessità di molti di fronte a un altro grande centro commerciale. Di fronte ancora il tipico muro in ciotoli di Brenta e mattoni del Bassanese a delimitare, ironia della sorte, un'azienda vocata alla coltivazione di prodotti biologici che tiene la sua bandiera di sostenibilità come un'oasi nel deserto. Dall'altra parte betoniere gettate di cemento, impermeabilizzazioni di tutto il terreno. Tra l'altro questa è campagna, sono campi ricchi, sono campi che danno molto alla terra e a chi la coltiva, e questo era un campo fino a pochi mesi fa, ecco quello che si dice il consumo di suolo. Il centro commerciale arriverà quindi dopo aver divorato campi e paesaggio in pochi mesi. Le perplessità e le proteste a livello politico e le associazioni commerciali di categoria per questa pianificazione del territorio di Cassola non sono servite a nulla. Se timbri e autorizzazioni lo permettono, nessuno potrà fermare la retorica del centro commerciale uguale posti di lavoro, laddove gli esempi che arrivano da oltreoceano raccontano di un arretramento di queste strutture colpite dal mondo che cambia e dagli acquisti online. Ma nel frattempo il territorio e il paesaggio è scomparso per sempre. Non tutte le costruzioni sono sbagliate, ovviamente, anzi, spesso si integrano con il paesaggio, landmark li chiamano gli inglesi, ovvero i segni della terra, quelli che ti segnano un qualcosa di preciso. Per esempio un landmark è il Tempio Ossario, perché si integra con il paesaggio che c'è dietro, il Monte Grappa, e anzi racconta qualcosa che nel Monte Grappa è accaduto, ovvero la guerra stessa. Prima dell'appuntamento con la programmazione una notizia di politica, perché Elena Donazzana, assessore regionale al lavoro, alla formazione, all'istruzione e le pari opportunità, aderisce a Fratelli d'Italia ufficialmente. L'ha annunciato il presidente del partito Giorgia Meloni in una conferenza stampa al Senato. Siamo felicissimi di questa adesione, ha detto Meloni. Donazzana assume anche l'incarico di responsabile lavoro e crisi aziendali del partito, appunto all'interno di Fratelli d'Italia, dunque arriva l'ufficialità di un passaggio insomma, che era sulla bocca di tutti ormai da tempo. Ore 13 fra pochissimo, oggi è mercoledì, il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande, parleremo di rivalutazione di pensioni ma anche di tasse e tariffe, lo faremo con Paolino Barbiero, segretario generale dello SPI-CGIL, sindacato pensionati di Treviso, Anna Rita Contessotto dell'ufficio studi SPI-CGIL e Gloria Geromel del patronato Inca CGIL. Poi questa sera 20:10 economia in primo piano, perché avremo ospite Tommaso Ebert, giornalista economico trevigiano, direttore di Bloomberg Milano e autore anche di un recente libro molto importante sulla figura di Sergio Marchionne. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni continuano ad essere protette dall'anticiclone, dunque prosegue il bel tempo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 19 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi, dove non si escludono anche degli acquazzoni a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime comprese invece tra 26 e 33 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà infatti all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi. Temperature minime tra 18 e 22 gradi.
massime comprese invece tra 25 e 28 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Durante le ore pomeridiane tuttavia sarà possibile qualche occasionale temporale. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.